Pronti? 1, 2, 3. Partiti con una giravolta un po' così. Va al comando il 5 di Elegante Dan nei confronti di Essenza Piccante. Poi Edwin di Poggio all'esterno, allo steccato c'è Eco Dal, quindi Errante. Poi in mezzo alla pista anche Zedra Cub. I primi 200 metri si completano in 15,9 con all'avanguardia Elegante Dan che comanda il gruppo su Essenza Piccante, di fuori Edwin di Poggio con in scia Errante, terzo alla corda è Ecco Dal, terza pariglia esterna invece per Esedra Cub, quindi mano a mano gli altri va a fare la quarta pariglia Ercole Risaia TRGF. 600 metri in 46,8 per il battistrada Elegante Dan, che ha preso la testa dal 5 e ora si mantiene in evidenza. Seconda posizione sempre per Essenza Piccante, Edwin di Poggio allo scoperto rimane accanto ad Ecodal. Errante viaggia in scia ad Edwin di Poggio, quindi via via gli altri, sempre terza pariglia per Esedra Cub, allo steccato c'è in quarta posizione Eclipse Adri. 31,5 il secondo quarto di gara e il chilometro che se ne va in 1,18,5. Mantiene ritmo costante il battistrada Elegante Dan, che continua sempre saldo leader. Al suo esterno ora prova a profilarsi più minaccioso Edwin di Poggio, che viene richiesto da Roberto Vecchione per portarsi sulla testa della corsa, un paletto in 15,5 davanti alle tribune. Elegante Dan sempre in vantaggio, muove in terza corsia Errante perché Edwin di Poggio non lo sta portando dove vorrebbe, e così Errante scavalca Edwin di Poggio e si porta sulla testa della corsa. Essenza Piccante prova un anticipo sul rivale, lo manda in terza corsia, intanto Elegante Dan è sempre in vantaggio, Essenza Piccante al largo, terza ruota per Errante. 14,8 la retta di là con Elegante Dan che si difende dall'attacco di Essenza Piccante, Errante che si ributta in scia. La piegata conclusiva passata dal battistrada in accelerazione in 14,9, al largo Essenza Piccante, Errante che scatta in open stretch, in vantaggio Elegante Dan che cerca la difesa da Errante ed Essenza Piccante, testa a testa fin sul palo ed è strettissima tra Errante ed Elegante Dan. I due sono in foto molto stretta, 29,9 da arrivare. Si è difeso tutta strada in testa Marcello Di Nicola. All'interno si è buttato Errante che si era deconcentrato in mezzo alla pista, è ripartito decisamente più svelto una volta infilato l'open stretch. I due sono molto vicini sul traguardo, con Errante che potrebbe aver pizzicato il rivale, ma bisogna andare assolutamente dal giudice d'arrivo perché l'immagine non prende bene il traguardo. Bisogna andare dal giudice, vicinissimi Errante ed Elegante Dan, poi Essenza Piccante al terzo posto, foto micidiale tra il 3 e il 5. Vediamo ancora una volta nelle immagini il replay se sarà chiarificatore. Errante che si è infilato di dentro, Elegante Dan che si è difeso alla corda. Da questa immagine l'impressione è che l'allievo di VP dell'Annunziata, Maria Giovanna Bortolanza, e del signor Giovanni De Romedi abbia preso la meglio nei confronti del rivale. Errante porta a casa la vittoria. Nel mio schermo ora anche il fotofinish che chiarifica la vittoria di Errante.